Sempre più frequentemente nel mio girovagare per l'Italia per questioni di nomadismo sportivo vengo coinvolto a proposito della questione Tokai. Mi chiedono come andrà a finire, se il nome sarà salvaguardato, se sarà perso e mi chiedono informazioni a proposito di questa lunga ormai diatriba. E devo dire che sotto questo punto di vista un qualcosa di positivo la questione Tokai ha portato. Fino a un 10-12 anni fa, dal Tokai in Italia non si favelava nessuna bande. Allora era un vin che si consumava qua, no? In Friuli, poi ci sono altri sbandi. Come invece è diventato un vin di gran moda, la Inter ha imparato a cercarlo, G+, e quel cale ha un effetto positivo di storie dal Tokai. Al tempo stesso però per una questione anche di romanticismo localistico, avere la consapevolezza che c'è il rischio di perdere il nome Tokai a noi friulani dà inevitabilmente fastidio, anche perché proprio dalle nostre parti il Tokai era il vino di riferimento, il vino per antonomasia. Io mi visi quando eri frutto con l'avia torpe so staris, sentivi i vecchios che i più anzians che per ordinare un tai di blanc non domandavi un tai di blanc, domandavi un tai di Tokai, a dimostrazione del fatto che il Tokai era profondamente radicato nei gusti, nella cultura, nella tradizione popolare e quindi la possibilità, l'eventualità e il rischio di perdere il nome Tokai è qualcosa che inevitabilmente porta un po' di dispiacere a noi tutti. Ma io di Furlan ho devo dire un'altra roba che mi dà fastidio il fatto che siete impropri i Furlans che baruffin fra loro, perché che dicono che il nome di Tokai bisogna tenerlo a duci questi, bisogna la davanti, spindi bes, fa liti giudiziarie fino alla comunità europea e via dicendo. E sono altri che invece forse masse ad ore hanno detto bon, vi perduto il nome Tokai, clamando in un'altra maniera friulano, mi pare di aver capito, che va per la maggiore. E forse si poteva gestire in una maniera un po' differente queste storie qua, proprio perché non c'è nessuna possibilità di fare confusione fra il Tokai Furlan e il Tokai Ungherese. È inutile che dica tirare fuori stories di tanti anni fa, di secoli fa, di tradizioni. I vins sono due vins completamente differenti. Il Tokai Ungherese non le lancia un vitigno, come si dice, no? Mentre che il Tokai Furlan è ormai di tanti anni coltivate, portate in davanti come questa cultura e sensibilità dei Furlan. E a me mi dispiace invece insomma, che proprio tra Furlan si baruffin. La sensazione è che insomma, si vede a ogni momento, ognuno vuole tirare l'aria al suo mulino. Io non voglio schierarmi né di una banda né di che altra, di Furlan mi dispiace se non si può dare più chiamato Tokai, ma io ho già detto che farai il disobbediente, perché anche se il Tokai non dovrei più chiamarsi ufficialmente così, io quando vorrei vedere un tai di Tokai o la Rai, non solo che in Friuli, in tutta Italia, dice un bicchiere di Tokai. E ho pretendo che chi calvente il vin al sappi che è Tokai, anche se dovresti inclamarlo in un'altra maniera. Però vedi, dai limiti del possibile di là d'accordo, almeno questi sono biscà, no? Perché insomma, no Furlan si imbravein, però quando si tratta di fare qualche roba duce insieme, salti in fuori sempre baruffis, striaments di tutti questi robe, no? E allora, vedi se è possibile tenere il non Tokai. L'importante però è che la Int e vedi scominciato a conoscere il Tokai. E se il vino è buono, resta buono anche se si dovrà chiamarlo in un'altra maniera. Però Tokai è sicuramente più biel che friulano. E dopo un'ultima roba, non è possibile, ma mi è capitato di là a Torpa al Monte, vedi che dai Stati Uniti, in Australia, in Cile, e producono vin e lo etichettano come Tokai friulano e che in Friuli non si può farlo. Mi pare proprio una roba che è difficile di glotti.